Un recupero fino al 60% delle prestazioni a 60 giorni, una percentuale che sale all'83% per quelle a 30 giorni e si azzera per quelle a 10. Questa è la situazione delle liste d'attesa in Veneto. In autunno in regione pensano di ultimare il recupero nonostante la cronica mancanza di medici e la difficoltà di reclutarli. Noi abbiamo assunto 4.900 nuove figure professionali negli ospedali dal 2019 ad oggi, però ricordiamo anche che di medici siamo a meno 170, cioè mancano i medici. Però nonostante questo, l'abbiamo dimostrato con grafici, numeri alla mano, la curva sta scendendo velocemente. Ma come avete fatto, visto che anche ai concorsi vanno a vuoto? Concorsi ne facciamo uno ogni 3 giorni, vanno a vuoto. Pensi che se avessimo la possibilità di assumere dermatologi nelle visite programmate, quelle 60-90 giorni, non avremo più 10.000 persone ancora in attesa. Questo cosa ci dice? Ci dice che la mancanza di medici lo si vede chiara, però questa cabina di regia che abbiamo messo in piedi, cercando di comprare prestazioni all'interno, incentivando i nostri medici e operatori a lavorare internamente con contratto, con un rapporto libero professionale con la regione, piuttosto, oltre a quello a tempo indeterminato, piuttosto che l'accesso anche ad altre forme di erogazione di servizio, ci ha permesso di affrontare assolutamente questo immane problema che è quello della lista d'attesa, che non riguarda solo noi ma riguarda la sanità dell'Italia intera e direi anche di tutte quelle sanità in giro per il mondo che erogano servizi come li eroghiamo noi. Per intervenire sulle liste il Veneto ha investito lo 0,4% del fondo sanitario a disposizione. In discussione c'è il decreto del governo, ma le regioni non vogliono che sia un'azione di controllo. Quanto il pagare le 100 ore ai medici interni o i 50 agli operatori sanitari interni vi ha dato una mano anche per ridurre i gettonisti, poi quelli di libera professione? Ma oggi sicuramente è un'azione che sta dando una mano concreta sia per quanto riguarda quei servizi, pensiamo ai servizi di pronto soccorso, pediatria, dove noi, le aziende, non trovando personale, ricorrevano appunto alle cooperative e gettonisti. Anche in quel caso abbiamo fatto dei concorsi con azienda zero, quindi con contratti libero professionali, lavoro autonomo, e abbiamo visto che abbiamo avuto un buon risultato. Stessa cosa l'abbiamo fatta con le liste d'attesa, citiamo dermatologia e oculistica, azienda zero ha fatto dei bandi specifici, hanno risposto in 64 e mi risulta che già 25 posizioni sono state contrattualizzate da parte delle aziende sanitarie. Quanto la gestione gestionale, chiamiamola così, con la tecnologia vi sta aiutando anche nell'abbattimento delle liste d'attesa? Quanto proprio l'organizzazione dei dati? Allora guardi, intanto le risponderei questo, 60% almeno organizzazione, che sia digitale o non sia digitale, cioè la disorganizzazione nella gestione della specialistica ambulatoriale è una delle cause principali dell'accumularsi di liste d'attesa. Non è solo un problema di domanda e offerta, è ovviamente anche un problema di domanda e offerta, ma intanto moltissimo un problema di organizzazione. Il digitale ci sta aiutando. Adesso il nostro sforzo principale è quello di rendere totalmente interoperabili anche gli applicativi che sono presenti nelle diverse aziende, perché nel decreto, come sapete, è previsto anche che ci sia un'interoperabilità fra regioni e Ministero e che quindi ci siano dei CUP intraregionali o regionali. Il nostro obiettivo è quello di realizzare l'omogeneità intanto a livello di azienda, di singola azienda, e poi rendere interoperabili tutti i CUP della regione. È chiaro che la transizione dalle vecchie 21 USL a quelle attuali ancora ci lascia in eredità alcuni passaggi informatici da fare per uniformare completamente il sistema.